Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. A 3 giorni dalla sua assoluzione definitiva dal reato di concorso esterno in associazione mafiosa e reato elettorale aggravato dall'aver favorito il clan Cappello, l'ex presidente della regione siciliana Raffaele Lombardo risponde alle domande in merito alla sua disponibilità per le elezioni amministrative del prossimo maggio a Catania. Resto un uomo caratterizzato dalla propria storia e penso che ci saranno delle ripercussioni di carattere politico. Questo processo ha deviato il corso della storia siciliana. Personalmente darò una mano politicamente, ma spazio ai giovani, così ha risposto Lombardo ai cronisti. E adesso la cronaca, ancora un dramma in mare a largo delle coste di Lampedusa, dove nelle scorse ore un barchino con a bordo 42 migranti è naufragato in acque SAR italiane. Diversi gli stranieri portati al poliambulatorio perché in forte ipotermia. Ieri è stato raggiunto un record mai visto prima con l'arrivo di 1869 stranieri. All'hotspot di Contrada Imbriacola, da dove nelle scorse ore sono stati trasferiti 750 ospiti, al momento ci sono oltre 3.000 migranti. Il pronto soccorso generale dell'ospedale Cannizzaro di Catania è tornato alla piena operatività attorno alle 20 di ieri sera, quando è stato riaperto anche alle ambulanze del sistema 118 dopo l'incendio divampato nel pomeriggio. Alle 16:30 circa una donna di 39 anni di Tremestieri Etneo, ricoverata nel reparto di psichiatria, aveva dato fuoco a un rotolo di carta igienica. Con l'utilizzo di un estintore e di un idrante, un infermiere e un ausiliario appositamente formati hanno rapidamente spento il rogo, che ha fortunatamente lambito soltanto una porta dalla parte interna. È in chiusura il nuovo decreto dell'assessore regionale alle infrastrutture e alla mobilità Alessandro Aricò, che dispone anche per il 2023 che le forze dell'ordine viaggino gratuitamente per motivi di servizio sui mezzi di trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano su gomma. Il provvedimento è già valido dal 1° marzo scorso. Il governo Schifani ha voluto inserirlo nella legge di stabilità, ha dichiarato l'assessore. Si tratta di un segno tangibile di riconoscimento da parte della regione siciliana nei confronti di tutto il personale che ogni giorno si impegna con dedizione per la difesa della legalità. Ed è tutto per questa edizione. Il prossimo appuntamento col TG Flash a mezzogiorno.